Cari amici, siamo reduci da una direzione che mi ha detto a grande maggioranza di continuare il lavoro e che mi consente anche di poter pensare a una candidatura di tipo civico per aiutare la coalizione a consolidarsi e ampliare il proprio perimetro. Stiamo lavorando così, in questa direzione, spero nelle prossime ore, nei prossimi giorni, insomma celermente, di avere delle risposte da poter portare alle istanze di partito rispetto a tutto ciò. Mi pare di poter sottolineare che abbiamo corso da novembre ad oggi, non abbiamo perso un'ora nel tentativo di fare quello che ci eravamo prefissi, arrivare a queste elezioni con una coalizione non isolata, non isolati, il più competitiva possibile e di guardare a 360 gradi. Abbiamo avuto risposte positive, riscontri e difficoltà, come è ovvio nella politica. Non perdiamo la fiducia, si vota il 2 di aprile e quindi abbiamo una grande, come dire, necessità di correre per raccogliere le firme, i candidati, scegliere quello che dobbiamo fare. Le stanze di partito assembleari verranno convocate non appena il quadro sarà chiarito. Una grande forza riformista, democratica, alternativa a Federica. Io sto lavorando per questo, mi pare con il vostro consenso, e in ogni caso è un consenso sul quale, come dire, conto e che ripagherò in trasparenza ed impegno.